Ciao! Ciao, Questo è un video contro la guerra organizzato da Isabella Esposito. Rosa Bussone e Maria Chiara De Simone. La guerra è il male peggiore che affligge la società umana ed è fonte di ogni male e corruzione. A essa non è possibile fornire una cura assoluta o immediata. Nonostante la guerra sia nei fatti un vero e proprio massacro, si continua a fare e le cause sono tante: politiche, militari, economiche, territoriali e religiose. La guerra esiste da sempre e se ne hanno testimonianze sin dalle più antiche civiltà. Ci sono però delle cose che nella guerra non sono mai cambiate. Per esempio, le migliaia di vittime innocenti e la situazione in cui si sono ritrovati poi i sopravvissuti, immersi in un mare di povertà e sofferenza. La pace è uno degli obiettivi che accomuna le persone di ogni parte del mondo e spesso porta a chiedersi se sia realmente possibile un giorno raggiungere una convivenza pacifica tra i popoli. La pace è il contrario della guerra, con una grossa differenza. Per ottenere la pace occorre la buona volontà e l'impegno di tutti. Per scatenare una guerra è sufficiente che sia uno solo a desiderarla. Esiste un'organizzazione, l'ONU, nata con lo scopo di mantenere la pace nel mondo e favorire la cooperazione internazionale. Fanno parte dell'ONU tutti gli stati del mondo, tranne alcuni. L'ONU vuole raggiungere obiettivi molto importanti, come ad esempio l'uguaglianza di tutti gli stati, la risoluzione delle controversie con l'utilizzo di mezzi pacifici e l'eliminazione dell'uso della forza. L'esistenza di un organismo che si preoccupi del mantenimento della pace del mondo e anche delle varie associazioni ci rende più sicuri e più forti di fronte a un tema così importante.